Dai, andiamo a fare un giro. Non ho voglia. Ecco, un gatto, Amy. Hai visto il gatto? Non hai visto il gatto? Che ti mangia ma tu non lo vedi? Hai visto il gatto? Il gatto? Il gatto? Poi invece ho dovuto prenderla in braccio e farglielo vedere. Sì, è lì il gatto, hai visto? C'è tutta la sabbia imbrinata. Buongiorno Italia. Su. Vai. Benissimo Italia, è andata molto bene con il risveglio. Ora c'è solo da capire come continuare la vita da povero oppure la vita da chi paga il dentista, che è la stessa identica cosa. Ma fa impazzire sta storia. In sostanza Jesolo continua a essere tutto chiuso, no? Però non c'è l'imposizione di stare all'interno delle abitazioni, no? Come sempre ti dico, effettivamente guarda, la spiaggia è completamente deserta, cioè ci sono veramente solo e solo io. Contemporaneamente però, se dovessero obbligare la gente a stare all'interno delle abitazioni, così come è successo l'altro anno, qua veramente sembrerebbe estate, sarebbe strapieno di gente. E se risuccederà quest'anno, ne avrai la conferma, insomma ti farò vedere dai filmati. Ad esempio oggi è il mercoledì 13 gennaio, certo sì, dovremmo essere in zona rossa, arancione, fucsia, adesso non lo so, però non c'è l'obbligo di stare all'interno delle abitazioni. Vaquito, È bellissimo il pontile a filo con l'acqua, è stranissima sta cosa. Seppur non ti posso nascondere che comunque i miei pensieri in questo periodo non sono proprio magari sereni, in quanto anch'io, come tutti voi, no? Sono economicamente nella cacca. Nel mio caso però la colpa, come ben sai, non è stata del coronavirus ma delle tariffe pazzesche che abbiamo per i dentisti qui in Italia. Ripeto, non c'entra nulla il dentista dove io sto andando, che anzi è quello che mi ha fatto il prezzo più basso di tutti, quindi voglio dire seppur sia un'ottima clinica là, o come si dice, è quello che aveva il prezzo più basso. Però ripeto, secondo me sono comunque prezzi folli, cioè tipo io vado avanti a lavoretti di 20 euro, ok, 20 euro a lavoretto, e ti ritrovi a pagare per una manodopera senza materiali, no? Cioè della serie solo grattare delle cose, 40 minuti 400 euro. Dici cazzo, cioè io qui 20 euro ci ho messo sì 40-50 minuti, quindi io 20 e lui 400, hai capito? Quindi le mie entrate sono 20 in questo periodo e le uscite sono sempre 400 proporzionalmente parlando. Dopo in realtà no, le uscite sono migliaia di euro. Ma pur che a volte che ho preso appuntamento privato per andare dall'ottorino, perché sai adesso con questo discorso del coronavirus non ti visitano neanche più, ti lasciano lì a morire, a meno che tu non sia fortunato che abbia il coronavirus, e ti ritrovi a pagare visite di 10-15 minuti 110 euro, e capirai che 100 qua, 1000 di là, 200 di qua, 2000 di là, e porca puttana, sono diventato povero nel giro di 2 mesi. Ma questo discorso non nasce per lamentarsi assolutamente, anzi per raccontare un'altra sorta di reinventamento, così come c'è il reinventamento, no, di chi si reinventa con il lavoro, in quanto è costretto a tener chiusa l'attività o è costretto a non muoversi come poteva muoversi prima a causa di questa emergenza Covid. C'è anche il reinventarsi economico, ossia il condurre una vita decisamente meno costosa di quella che vivevi tranquillamente prima. Cosa significa? Beh, innanzitutto meno giri, cioè muoversi ancora meno, accidenti, perché si sa
che non tutti sono miliardari per fare i van lifers là, quelli che vedi sui canali americani che fanno sempre su e giù col furgone, non si fermano mai. Per carità, magari in America la benzina la regalano. No, secondo me costava solo un po' meno in America, la regalano nei paesi arabi, quindi tutti sti van lifers dovrebbero essere in Arabia, invece no, sei in America. Ma a parte quello, non essendo un van lifers sono costretto, come i comuni mortali, insomma, a non buttare via gasolio andando sempre su e giù così a casaccio. Per carità, non ti nascondo che mi piacerebbe andare su e giù a casaccio, fare centinaia di migliaia di chilometri così, solo che purtroppo non sono gratuiti. La camminata per il momento almeno lo è. Forse a volte, sai, questo credo di averlo dimostrato negli anni passati, non è neanche tanto un momento di difficoltà economica, ma è un momento di abbattimento psicologico, in quanto ci possono essere giornate in cui io dico ah ok, sono rimasto con 0 euro, chi se ne frega, cioè effettivamente quello è anche la giusta via da percorrere nella vita, perché voglio dire, fino a quando tu non metti a rischio te o qualcun altro della serie che stai morendo di fame, c'è solo da ridersi sopra. Anzi, folle è chi non ci ride sopra, perché così ti danneggi sia corpo che spirito, no? Lamentandoti e buttandoti giù. Quindi per cui non è tanto, ripetiamolo, un periodo di difficoltà economica, bensì semplicemente un periodo di leggero abbattimento. Anche se forse non so, ogni tanto ci penso, non è tanto per il discorso che adesso magari sei un po' giù di cash, è per il discorso del rapporto entrate e uscite che ti facevo anche prima, cioè mi par brutto, mi par strano che da me entra 20 e dall'altra parte escono migliaia, cioè hai capito? È abbastanza sproporzionata. Vero anche che se io solo dovessi pensarmi di raddoppiare i prezzi ai clienti, cioè nuovi o abituali, anche un cliente nuovo che non conosce i miei prezzi, e ti risponderebbe che caro, cioè come che caro, porca puttana, un'ora di lavoro 20, 40, 30 euro e il dentista ti fa 400. Nel trovare soluzioni però pensi anche, ma a cosa serve lamentarsi? Attenzione, non è completamente inutile lamentarsi, in quanto il lamentarsi ponderato e moderato è un modo per rendersi conto della situazione, no? È un analizzare la situazione. Diverso è, una volta analizzata e capita, concretizzata in numeri, no? in misure, questa gravità della situazione, continuare a lamentarsi. Allora lì sì, oltre a essere inutile, è dannoso. Mentre sarebbe stato bello gustarsi questa bellissima alba, però insomma avevo voglia di condividere questo ragionamento. Peocci, cozze. Ma forse i vecchi stanno sempre a guardare i cantieri, anche perché guarda, per guardare la gru io mi devo tirare indietro con la schiena e sto bene, sento che mi si tira la schiena e dice Amy, vieni qui. Ci pensa. Cara, non dici più. I suoi tempi, vedi? Cara, eccola là, guarda. Amore mio bello. Vai. Ucciu. Vieni amore. Eccolo. Oh, crazy
baby.